Dal sud-est della Cina un virus che spaventa, si trasmette per via aerea. All'intervista Gina Bosco, responsabile del servizio di epidemiologia dell'ASP di Agrigento. Giornata di mobilitazione del personale delle agenzie e delle entrate. Carenze organiche di fondi, manifestazione anche ad Agrigento. Ars passa all'esercizio provvisorio, amministrative ad Agrigento, mentre avanza la campagna elettorale il Movimento 5 Stelle e Forza Italia non hanno ancora un candidato. Calcio Coppa Italia di eccellenza, vince il Giarre, sconfitta ai rigori la San Cataldese. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il virus cinese spaventa, 14 giorni di incubazione, si trasmette per via aerea e provoca una forte polmonite. Il nostro direttore Arturo Cantella ne ha parlato con Gina Bosco, responsabile del servizio di epidemiologia dell'ASP di Agrigento. Sentiamo. Anche l'ASP di Agrigento è stata informata lo scorso 9 gennaio del nuovo virus cinese, identificato come coronavirus, che è di una grande famiglia di virus respiratori che possono causare malattie che vanno dal comune raffreddore alla sindrome respiratoria medio-orientale MERS e alla SARS. Le autorità cinesi hanno detto che la trasmissione avviene da persona a persona, verificatasi anche casi tra il personale sanitario cinese. Gli uffici regionali dell'assessorato alla sanità, in stretto contatto con quelli provinciali, così anche l'ASP di Agrigento, attenzionano l'evolversi della malattia, evitando al momento allarmismi, ma ponendo la massima attenzione all'evoluzione del fenomeno. Alla luce di questo coronavirus, di questo allarme che arriva dalla Cina, l'ASP di Agrigento cosa fa? Allora, l'ASP di Agrigento chiaramente si muove su direttive che sono nazionali e regionali e in questo momento non ci sono particolari indicazioni, se non quello di attenzionare tutti i casi che possono avere dei sintomi simili a questa patologia, però in maniera molto serena, perché non abbiamo avuto casi e quindi non ce ne saranno per tanto tempo, spero, e quindi più che altro a livello nazionale vengono fatte delle serrate negli aeroporti come Fiumicino, dove ci sono dei voli diretti con questi paesi colpiti. E quindi diciamo che è un meccanismo che viene protetto a livello nazionale da delle strutture organizzate. E questo. Il consiglio che si dà ai nostri ospedali, e d'altra parte è giusto che ci prepariamo a un eventuale, diciamo, possa essere anche noi coinvolti, e appunto attenzionare, fare diagnosi di caso in maniera più precoce possibile. I sintomi, come ho detto, sono febbre, mal di gola, tosse, cioè sintomi comunissimi alla comune influenza, per cui io per prima cosa consiglierei tutti quanti, quelli che ancora non l'hanno fatto, di vaccinarsi contro l'influenza, anche per non confonderci con i sintomi. La campagna di vaccinazione antinfluenzale è aperta fino al 28 febbraio, i nostri medici di famiglia hanno tutti i vaccini, per cui, e se non ne hanno io li posso fornire perché ne ho, e possono essere vaccinati con serenità. Quindi questo è il primo consiglio che do. Negli ospedali sanno come comportarsi qualora ci dovrebbero essere dei sospetti, però non è sufficiente avere questi sintomi, perché sarebbe riduttivo se la persona che ha questi sintomi proviene, non va, viaggia all'estero, è stato negli ultimi 14 giorni in Cina o in altri paesi come la Thailandia, il Giappone, allora già noi ci possiamo mettere un attimino, attenzionare meglio. Ma se si tratta di una persona che non ha viaggiato, che non è stata a contatto con persone che hanno viaggiato, chiaramente non dobbiamo preoccuparci, perché saranno i soliti sintomi influenzali o parainfluenzali. Questo è un consiglio di base. Che dire? Cioè, il nostro mondo ormai è un piccolo mondo, la Terra con un volo aereo la raggiungiamo nel giro delle 48-72 ore, quindi ci possiamo aspettare di tutto, e i virus e i microrganismi sono sempre lì a darci delle novità e a metterci, a sottoporci a degli sforzi nuovi. Io dico che come stiamo lavorando, lavoriamo bene, siamo tutti allertati, le notizie che ci danno i giornali sono dettagliatissime e sono quelle reali, per cui non c'è da pensare che si nasconda altro dietro queste. È chiaro che questi paesi dell'est sono sempre una risorsa per i virus e per i germi, per le loro abitudini probabilmente, questi rapporti con gli animali che sono molto più intensi. Non a caso si dice che i primi casi appunto siano insorti in persone che avevano frequentato il mercato del pesce a Wuhan, e quindi dico, è sempre, hanno chiuso il mercato, non faranno il capodanno cinese dove ci sarebbe stata una corsa di persone.
Per cui speriamo che loro contengano bene la malattia, per il resto noi cerchiamo appunto di essere preparati ad ogni opportunità, ad ogni eventualità. Ecco, voi monitorate con l'ufficio regionale, con l'assessorato alla sanità, ecco, siete costantemente aggiornati, come ho visto io, da tutto quello che succede, c'è casi di Ebola, di coronavirus, qualsiasi caso, tutti i casi epidemiologici che succedono in tutto il mondo. Ecco, questo vi aiuta anche a capire qual è il quadro della situazione mondiale. Certamente, il Ministero della Salute periodicamente ci dà degli aggiornamenti su quelle che sono le infezioni, diciamo fa una sorveglianza internazionale sulle patologie che magari non sono le nostre patologie, ma che si svolgono in Africa, in Asia. Faccio un esempio, noi abbiamo costantemente il numero degli ammalati, dei casi di Ebola nella Repubblica del Congo, gestiamo eventualmente i passeggeri delle persone che si spostano per questa malattia per capire se ci sono sintomi, ma veniamo a conoscenza per esempio del morbillo, di casi di morbillo nelle zone della Palestina, dell'Arabia tutto questo ci dice sempre che il rischio è sempre dietro l'angolo, quindi dobbiamo stare allertati e avere innanzitutto capacità di diagnosi, perché è chiaro che le malattie sono tante, i sintomi sono simili, bisogna che quando un medico di famiglia, un ospedaliero, chiunque di noi venga a contatto con una persona che manifesta dei sintomi, dobbiamo subito discernere, cercare di essere il più preparati possibili. Se uno non le pensa le cose non può fare diagnosi, quindi un quadro aperto di tutte le opportunità. Ripeto, non sono solo i sintomi però che ci devono far allertare, ma anche i movimenti che la persona ha avuto negli ultimi 15-20 giorni, quindi dico che le persone devono stare serene e che c'è un sistema di controllo e di sorveglianza che speriamo insomma regga bene, siamo qui per questo. Lato idrico, i sindaci non muovono un dito per evitare che un'errata depurazione delle acque reflue possa incidere negativamente sulla salute dei cittadini, lo denuncia il presidente del Comitato Eticos per il Territorio, Salvatore Licari. L'intervista. Dopo l'assemblea che ha sancito il ritorno della gestione pubblica delle risorse idriche, tutto si è fermato, ci sono lati è fermo nel proseguimento di quella che è una votazione dei sindaci, però continuano ad esserci consigli di amministrazione nel Tre Sorgenti, nel Consorzio Voltano, il servizio idrico è sempre più non efficiente, così come lo è sempre stato da quando c'è Girgenti Acque. E tra l'altro anche sulla gestione dei depuratori c'è qualcosa che non va. Ci siamo lasciati all'indomani dell'approvazione che si fosse un'azienda pubblica speciale a gestire le acque e il servizio depurativo. L'ATI da allora non ha fatto nulla. L'ATI, organo di governo deputato per legge, unico organo di governo provinciale, non ha svolto i compiti successivi che erano quelli della redazione del piano d'ambito, cioè il piano industriale, e chiarire le questioni delle reti, delle acque che i comuni ex 147, principalmente in montagna, dovevano cedere le reti al lato unico gestore. Parimenti a questi comuni che non hanno consegnato, dall'altra parte Sicilia centrale, Sicilia centro-meridionale, provincia di Agrigento, assistiamo ancora alla presenza del consorzio del Voltano, assistiamo ancora alla presenza del consorzio Tre Sorgenti, che fra l'altro ha rinnovato le cariche, quando per legge l'unico organo deputato al mantenimento del governo delle acque è l'ATI provinciale. Quindi non vi è motivo che esistano per legge né il Consorzio Tre Sorgenti né il Consorzio Tre Voltano, che vi dico bene, i comuni di cui ne fanno parte, tra cui Canicattì fa parte del Consorzio Tre Sorgenti, come anche Licata, come anche Ravanusa, io penso che dovrebbero occuparsi del disagio enorme che vi è, già documentato dal piano di tutela delle acque nel 2008, dove non vi è depurazione adeguata nei comuni di Canicattì, dove viene individuato che sversa sul lago, sull'invaso San Giovanni, non vi sono adeguata depurazione
adeguata depurazione da Caltanissetta, Ravanusa, Campobello di Licata sino a Licata, e vi lascio presagire che Caltanissetta, Ravanusa e Campobello vanno a sversare sul Salso, sul fiume Salso, che poi va a defluire tutto su Licata, quindi su Licata ci si ritrova con tutti i reflui non depurati che provengono sinanco da Caltanissetta. Questo è un documento del piano di tutela delle acque che è facile desumere. Cosa significa mancata depurazione? Significa malattie, perché forse dobbiamo trattare il caso pesantemente per come ha rappresentato gli effetti della mancata depurazione l'azienda per l'assistenza sanitaria del Friuli centrale, che la mancata depurazione, in uno studio molto accurato che prego i nostri governanti locali di poter leggere o comunque discutere, perché si dialoga, deve essere un confronto aperto, dove viene detto chiaramente che le malattie a trasmissione idrica sono il colera, la diarrea, la dissenteria, l'epatite, e il rischio chimico per la presenza di sostanze chimiche nell'acqua destinata al consumo umano è stato associato ad effetti avversi sulla salute della popolazione, fra cui neoplasie, malattie cardiovascolari, neurologiche, aborti spontanei, poiché vi sono dei contaminanti naturali quali arsenico, fluoro, selenio e uranio che non vengono deputati. Quindi si associano una serie di gravi malattie come stiamo individuando. Quindi cosa con dovrebbe degli fare? effetti endocrini anche sul fegato, d'accordo? Cosa dovrebbero fare comunque gli enti deputati, i sindaci, i comuni? I sindaci, Nellati, ripeto che è l'unico organo di governo, e non questi consorzi che producono esclusivamente spese di consigli di amministrazione, di segretariato, d'accordo? Fra l'altro Consorzio Tre Sorgenti e Consorzio Voltano, sappiate bene che non hanno alcuna fonte idrica. Tutta l'acqua perviene a monte dai vari Santo Stefano Quisquina, Bivona, San Biagio Platani, quindi non hanno nessun'acqua, hanno solo delle reti, tra l'altro fatiscenti e vetuste, e sulla base di queste reti governano dei consigli direttivi che producono costi poi nella bolletta, ribaltati nella bolletta dei cittadini. Cosa dovrebbero fare i sindaci? Andarsi a intestare una progettazione esecutiva e promuovere anche nel governo nazionale, attraverso il commissario per l'emergenza idrica e depurativa, e promuovere la realizzazione dei depuratori su Canicattì e sulla filiera che dicevo poc'anzi, è quella che parte da Caltanissetta arrivare sino a Licata, perché bisogna dirlo chiaramente, ciò non viene assolutamente fatto, e se non provvedono i guai saranno maggiori sulla salute delle persone, e io vedo assente quella che è, ripeto, la deputazione regionale della provincia di Agrigento, la deputazione che occupa cariche notevoli nell'ambito delle commissioni ambiente e nell'ambito delle commissioni sanità. E là bisogna intervenire, e l'ATI assuma il ruolo che gli compete, perché mi interrogo, e credimi mi interrogo, ma hanno dei condizionamenti questi sindaci? Hanno dei condizionamenti i consigli comunali? Perché non operano? Non penso che siano gente di non senso logico, non dico di cultura, perché la cultura appartiene a tutti ed è di tutti, ma hanno del senso logico. Perché non intervengono? Sanno le questioni, ed è dovuto, ed è un dovere civico e alla tutela dell'ambiente e della persona umana che provvedano. Agenzie fiscali in sit-in, oggi giornata di mobilitazione nazionale del personale delle agenzie delle entrate tra carenze organiche e di fondi. Manifestazione anche ad Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Anche Agrigento oggi manifesta, i lavoratori dell'Agenzia delle Entrate scendono in piazza, in questo caso una sospensione di diverse ore di lavoro, un'assemblea generale per rivendicare uno stato di necessità e di crisi che anche i lavoratori dello Stato e l'Agenzia delle Entrate hanno. L'Agenzia delle Entrate, insieme in realtà anche all'Agenzia delle Dogane, oggi aderisce a uno stato di agitazione proclamato a livello nazionale che ha come scopo quello di denunciare appunto la carenza di personale,
ma in modo particolare la mancanza di investimenti, di risorse fresche in termini di capitale umano per poter effettivamente, non solo a parole, contrastare l'evasione fiscale. Qui siamo in una situazione di paradosso, il 2019 si è chiuso con il non rinnovo degli articoli 17 e 18, che sono sostanzialmente le indennità dei quadri intermedi per poter appunto rappresentare l'agenzia all'esterno e comunque coordinare i team, e quindi in una situazione di carenza di personale, mancanza di specializzazioni che possono rappresentare l'ente, difficilmente si potrà combattere l'evasione. Quindi noi come organizzazione territoriale non possiamo far altro che unirci a questo stato di malessere dei lavoratori, e abbiamo la necessità di far sentire all'utenza, alla cittadinanza, che se funzionano i servizi questo può essere una cosa positiva anche per loro. Tutto si concluderà giorno 6 con una manifestazione nazionale che avrà lo scopo di far presente che la soluzione dovrà essere presa prima che sia troppo tardi e vengano meno i servizi essenziali dei cittadini. Insieme unitariamente alle varie sigle CGIL, CISL, UIL, UNZA e unitamente alle RSU di tutta Italia, insieme in tutti gli uffici d'Italia ci siamo riuniti in un sit-in o in assemblee per il riferimento allo stato di agitazione nazionale. Per protestare la carenza di personale drammatica, direi, all'interno degli uffici, esternare il malessere all'interno degli uffici che vive oggi il lavoratore, il disagio, e che cerca soltanto serenità nella lavorazione delle pratiche. Carenza di personale a seguito di quota 100, 4.500 unità di personale che è andato via negli ultimi 2 anni e che è solo stato sostituito dal punto di vista dell'Agenzia delle Entrate soltanto un concorso di 510 persone che prenderanno servizio a breve, e che però siamo fuori tempo massimo per la lavorazione delle pratiche, le cui scadenze incombono. Siamo a rischio di raggiungere gli obiettivi a livello nazionale. I sindacati unitari, compreso il mio, hanno manifestato il disagio che si vive negli uffici, anche perché questo contrasto all'evasione, tanto famigerato nei salotti della politica, tanto propagandato, di fatto perde terreno nella sua efficacia, proprio perché non c'è chi può fare il contrasto all'evasione, perché già a malapena si cerca di fare assistenza al contribuente e l'azione accertatrice spesso e volentieri non può essere non siamo nel pieno delle nostre funzioni proprio per questi motivi. Abbiamo deciso di iniziare questa forma di agitazione, appunto, che forse quasi sicuramente si concluderà con uno sciopero vero e proprio, perché negli ultimi anni abbiamo avuto un aumento di carichi di lavoro, vi è stato appunto un pensionamento, diciamo, quasi anticipato per via della quota 100, 4.500 persone nell'ultimo biennio sono andate in pensione, e queste persone non sono state rimpinguate da parte di nessun'altra, non sono stati fatti dei concorsi, è solo stato fatto un misero concorso di 450 persone a fronte appunto di 2.400 che sono andati via. Questo comporta, diciamo, che un dolore, una sofferenza di natura economica, sociale anche alle persone e alle famiglie, che si vedono i nostri colleghi, noi dipendenti ci vediamo appunto sormontati da un carico di lavoro eccessivo che non è più tollerabile. Per finire vi è stata appunto la cessazione del rapporto di lavoro del nostro direttore generale, a breve ci sarà quella del direttore del personale, e diciamo che siamo abbandonati a noi stessi. Viadotto Acragas che collega Agrigento a Porto Empedocle. Il progetto sul ripristino dell'impalcato è stato ultimato ed entro febbraio sarà inviato agli enti competenti per l'acquisizione dei pareri. Gli interventi sulle pile partiranno invece entro maggio per il viadotto Acragas 2 ed entro fine anno per Acragas 1.
L'ultimazione di tutti gli interventi su pile e impalcati di entrambi i viadotti è fissata entro la fine del prossimo anno. È emerso anche questo nel corso dell'audizione di ieri in Commissione Ambiente all'Ars, dove erano presenti Valerio Mele, responsabile di ANAS Sicilia, il Vice Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Giancarlo Cancelleri, l'assessore regionale per le infrastrutture Marco Falcone e il sindaco di Bolognetta. ANAS ha fatto ufficialmente sapere che dopo un coordinamento con il Ministero delle Infrastrutture è stato possibile il parziale riavvio dei lavori del secondo lotto dell'Agrigento Caltanissetta, lavori che prevedono adesso l'ingresso di nuovi esecutori che in parte sono stati già individuati. Entro pochi giorni dovrebbero poi essere affidati i lavori per le strade 121, la Palermo-Agrigento. Avviata la fase di sciopero dei lavoratori del Consorzio Autostrade Siciliane, i particolari nel servizio. L'assessore Falcone aveva assunto un impegno ben preciso con i precari del Consorzio Autostrade Siciliane, è passato tempo e ancora non c'è traccia di quella promessa che doveva concretizzarsi. Infatti pensavamo di inaugurare l'anno nuovo con qualche buona notizia, ma invece la notizia è che non ci sono notizie da Palermo. Quindi dopo l'occupazione, l'impegno e un accordo sottoscritto con le sigle sindacali, questo silenzio è sicuramente irrispettoso verso i lavoratori che con fiducia hanno abbandonato l'occupazione e c'è stata una serata, addirittura si è stappato lo spumante. Si era trovata una soluzione non definitiva ma provvisoria, ma intanto si apriva di nuovo l'assunzione al CAS, andavano via le agenzie interinali e si cominciava con delle assunzioni a tempo determinato. Ci sarebbe stato anche bene questo, sarebbe stato un primo obiettivo raggiunto. Però le nostre sollecitazioni a Palermo, a Falcone e anche agli altri deputati che si sono interessati nella vertenza non hanno avuto risposta, quindi molto probabilmente la vertenza la dobbiamo riaprire. In questi giorni ci incontreremo con i lavoratori, se è il caso ci mobiliteremo un'altra volta e questa volta non daremo fiducia. Mobiliteremo quando sarà raggiunto l'obiettivo, visto che gli impegni della politica sono questi, allora il sindacato si comporterà di conseguenza. Intanto l'assessore Falcone sa benissimo che fin quando non passerà dall'ARS un emendamento che trasformi l'ente da ente strumentale ad ente pubblico economico, le condizioni sono quelle dell'applicazione del contratto dei dipendenti regionali. Mi dispiace per i colleghi che il 29 di gennaio la UIL e le altre organizzazioni sindacali hanno indetto lo sciopero per il 29 gennaio. Io ritengo che sanno benissimo che il CAS stava operando in regime di illegalità, perché ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 gli enti sottoposti a controllo della Regione Sicilia applicano il contratto dei dipendenti regionali e nell'ottica noi già abbiamo avuto una riunione con il CAS dove abbiamo approvato il regolamento sulle incentivi per le progettazioni. E da qui noi abbiamo chiesto proprio da questa riunione, quindi firmatari del contratto dei dipendenti regionali, abbiamo chiesto e abbiamo ottenuto il piano del fabbisogno perché vogliamo capire quali posti vogliono mettere a concorso il CAS e quali sono anche le possibilità per l'assunzione, per la vertenza degli ex esattori. L'assessore Falcone non ha dato risposte nonostante abbia sottoscritto un accordo con noi, ancora non ci ha dato risposte. Truffa su protesi e ricoveri, arrestati un primario e 2 infermieri del civico di Palermo. Vediamo. Un primario, 2 infermieri ed un informatore sanitario sono stati arrestati a Palermo per truffa aggravata ai danni di ente pubblico, falsità ideologica aggravata commessa in atti pubblici ed abuso d'ufficio. L'indagine, svolta dai carabinieri del NAS del capoluogo di regione, riguarda l'utilizzo di protesi mediche e di ricoveri in ospedale. I militari, attraverso intercettazioni, hanno scoperto un'articolata organizzazione finalizzata a perpetrare truffe ai danni del servizio sanitario regionale mediante la falsificazione di documenti e registri di carico e scarico del materiale protesico utilizzato negli interventi di chirurgia cranica e della colonna vertebrale. In particolare dichiarando l'uso di dispositivi medici in numero notevolmente superiore rispetto a quello realmente impiantato sui pazienti nel corso degli interventi chirurgici. Inoltre, in tale contesto, il direttore, con la collaborazione di altri medici,
ed infermieri della sua unità operativa faceva bypassare ai propri pazienti privati paganti le liste d'attesa per gli interventi chirurgici, facendoli figurare come se avessero seguito le normali procedure istituzionali di ricovero. Con la medesima ordinanza il GIP ha anche disposto il sequestro preventivo di 43.724 euro quale profitto di reato da estinguersi, oltre che nei confronti degli arrestati, anche nei confronti di altri 2 soggetti non colpiti da provvedimento restrittivo, rispettivamente un infermiere e l'amministratore della società fornitrice dei dispositivi medici. Nuova riclassificazione booking delle strutture extra alberghiere, il livello si è elevato, soddisfazione del presidente dell'ABBA Carmelo Cantone, che afferma: complimenti a tutti gli operatori turistici agrigentini del settore, perché ho visto che c'è un innalzamento della valutazione, chiaro segno che la qualità si è elevata. Adesso, continua Cantone, bisogna innalzare il corporativismo, è importante fare rete per garantire ancora di più un turismo di qualità. L'ABBA, prosegue Cantone, si pone come punto di riferimento per tutte le strutture ricettive, soprattutto per illustrare e chiarire le nuove normative fiscali, per esempio l'adozione dal 1 gennaio dell'obbligatorietà del registratore di cassa telematico. In ABBA ovviamente abbiamo proposte vantaggiose e consulenti di alto livello che mettiamo a disposizione gratuita di tutte le strutture ricettive, e ieri nel corso dell'assemblea è stato anche presentato un nuovo sito che è in fase di lancio alternativo a Booking. Si tratta di casavacanzesicilia.eccolo.it ed è stato creato da un giovane professore di Ribera. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. È stato nuovamente arrestato il 46enne riberese che pochi giorni fa si era reso responsabile di una cruenta aggressione ai danni di un parente. A Porto Empedocle invece ha denunciato un giovane trovato in auto con un coltello. Vediamo. I carabinieri della tenenza di Ribera hanno nuovamente arrestato il 46enne che pochi giorni fa si era reso responsabile di una cruenta aggressione ai danni di un parente, stavolta perché evaso dagli arresti domiciliari incurante della misura disposta dal giudice. Era stato sottoposto da poco agli arresti domiciliari dopo l'udienza di convalida dell'arresto per la lite in cui aveva ferito con un coltello un suo parente, quando l'uomo ha deciso di evadere dai domiciliari e tentare la fuga, violando in questo modo le prescrizioni imposte dal giudice del Tribunale di Sciacca. I militari della tenenza di Ribera erano ancora concentrati su quello che poteva succedere in quella casa di via Terranova, così sono riusciti a bloccare il fuggiasco e a sottoporlo nuovamente, sempre su indicazione del magistrato, agli arresti domiciliari, continuando a vigilare su possibili nuovi tentativi di fuga. La lite era scoppiata per futili motivi familiari. Dopo l'allarme, i militari della locale tenenza si erano precipitati in via Terranova in pochi istanti e si erano trovati davanti a una scena al limite della immaginabile. 2 uomini, tra loro parenti, a causa di ruggini familiari, erano venuti alle mani e uno dei 2, un 46enne che i militari già conoscevano, aveva estratto un coltello dalla lama seghettata e un taglierino più piccolo. La lite stava per finire in tragedia quando i carabinieri sono abilmente riusciti a bloccare l'aggressore e a disarmarlo. Infatti l'uomo poco prima aveva già dato un primo fendente di coltello al braccio del suo parente. Per la vittima, un riverberese 39enne, si è reso necessario ricorrere alle cure mediche del personale del 118, subito allertato dai militari intervenuti al successivo ricovero in pronto soccorso, dove gli è stata diagnosticata una ferita lacero-contusa al braccio destro. Intanto i carabinieri di Porto Empedocle, durante le numerose pattuglie svolte nella cittadina marinara, hanno denunciato un 25enne empedoclino che aveva in macchina un coltello a serramanico. L'attenzione dell'arma è sempre alta e proseguono senza sosta i controlli in tutta la provincia. Durante un posto di controllo, infatti, i militari della stazione di Porto Empedocle hanno alzato la paletta per fermare un'auto e all'esito di una breve perquisizione hanno trovato a bordo del veicolo un coltello a serramanico ben nascosto nel vano portaoggetti. L'arma è stata sequestrata naturalmente. Per il ragazzo alla guida è scattata la denuncia a piede libero. Politica regionale, governo salvo all'Ars, ok all'esercizio provvisorio per 4 mesi. Il servizio di Lello Casesa. Governo e maggioranza sono riusciti ad approvare ieri sera durante i lavori in aula il disegno di legge che autorizza l'esercizio provvisorio. Sembra essersi ricompattata la maggioranza che proprio ieri scricchiolava per una manciata di voti tra i banchi del governo e del centrodestra. Ricordiamo che nella giornata di ieri era stato bocciato in modo clamoroso da un emendamento del Movimento 5 Stelle.
L'esercizio provvisorio dunque è legge. La Regione Siciliana potrà spendere in dodicesimi per 4 mesi fino al 30 di aprile. Si è evitata la paralisi dei conti ed anche la gestione provvisoria. Ci sarà tempo per fare un bilancio organico. Il DDL modificato è stato approvato dopo la riscrittura dell'articolo 1, portando da 3 a 4 mesi, 30 aprile, la gestione in dodicesimi del bilancio della Regione. Nelle diverse occasioni del voto segreto in aula, la maggioranza ha comunque retto. Anche il nuovo gruppo della Lega ha votato a favore, ma ha criticato il metodo e l'impostazione per come il governo ha gestito il documento contabile. Non sono mancate le tensioni. Abbiamo votato contro questo finto esercizio provvisorio che alla Sicilia non serviva. La Regione aveva bisogno di un bilancio vero che potesse riaccendere l'economia e lo sviluppo produttivo dell'isola. Ed invece ci siamo trovati di fronte ad un testo che nascondeva una riedizione peggiorativa della tabella H, ha detto il capogruppo del Partito Democratico Giuseppe Lupo. Attaccano i 5 Stelle che dicono impresentabile era prima, impresentabile rimasto dopo. Il governo avrebbe fatto meglio a rimanere in bagno, poteva approfittarne per darsi una rinfrescata e schiarirsi le idee sempre più confuse per quello che abbiamo visto e assistito in aula. Il disegno di legge, ha dichiarato il capogruppo Giorgio Pasqua, è pieno di norme strane all'esercizio provvisorio. Questo metodo di lavoro è totalmente sbagliato, come ha rilevato la Corte dei Conti, che ha bacchettato pesantemente il governo. La coalizione di governo ha dimostrato compattezza con i suoi 35 voti a favore per approvare il documento contabile che sblocca la spesa, consentendo ai teatri ed enti culturali di programmare la propria attività, oltre ad una boccata d'ossigeno che viene data ai consorzi di bonifica in attesa della imminente riforma. Sostegno anche al settore dei parchi e delle riserve e agli operai dell'ESA, ha affermato Alessandro Aricò, capogruppo all'ARS di Diventerà Bellissima, chiudendo in questo modo la questione del DDL sull'esercizio provvisorio. Amministrativa di Agrigento, ecco come si stanno organizzando il Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Arturo Cantella. Onorevole Sodano, ecco qual è la scelta che 5 Stelle farà per il candidato a sindaco nella città di Agrigento? In questo momento c'è un dialogo, si sta pensando cosa bisogna fare per fare svoltare questa città, perché noi prima di tutto pensiamo una cosa: le elezioni di maggio non saranno normali elezioni amministrative, sarà un referendum dove la città potrà scegliere tra il vecchio, che già conosce e che ci ha portato questa città distrutta, e il nuovo, le energie e le competenze dei giovani, dei membri delle associazioni, dei professionisti. Quindi in questo momento cosa stiamo facendo? Stiamo dialogando con la deputazione regionale, nazionale, di cui faccio parte, con Rousseau a Roma, ma anche con altre forze politiche del territorio, perché l'obiettivo è quello di creare un candidato che possa rappresentare la vera discontinuità. E non è un lavoro facile, perché gli altri si muovono a blocchi di voti, noi ci muoviamo invece con le idee, ma siamo l'unica soluzione per la rinascita di Agrigento. Votate i giovani, votate l'entusiasmo, votate la genuinità, questo sarà il nostro messaggio. Si parla di un accordo col PD, così come a Roma, cosa c'è di vero? E so che già avete fatto un nome su un noto avvocato tributarista giovane agrigentino, se ce lo dice? In questo momento si parla, e se nomi non escono è perché prima è più importante parlare di temi, chiaramente non solo con la sensibilità di sinistra, ma con tutte quelle altre forze che hanno dato disponibilità ad un dialogo. Noi ci stiamo dialogando ovviamente. Sindaco, come coordinatore di Forza Italia provinciale, ecco, come valuta il prossimo impegno ad Agrigento, che chiaramente si voterà anche in altri comuni, ma Agrigento è la testa di ponte? Sì, in effetti ha ragione. Agrigento è perché è capoluogo di provincia, e per il ruolo che riveste anche come zona centrale della Sicilia. Agrigento ha sempre fatto storia a livello politico. Noi come Forza Italia abbiamo dato già un taglio, siamo ormai sulla sponta, ecco, del centrodestra, vorremmo ricombattare, del nostro intendimento, ricombattare tutto il centrodestra. Abbiamo buone possibilità, speriamo, la gente è responsabile, sa valutare. Ritengo che il risultato che noi ci prefiggiamo sarà un risultato che potrà dare delle risposte al territorio, non perché gli altri non sappiano darle, ma noi abbiamo un modo diverso di vedere la politica e la gestione della stessa. Sindaco, c'è già una data per
prossime elezioni di secondo livello della provincia. Ecco, come valuta questa iniziativa? Ricordiamo che lei è stato anche un amministratore della provincia. Guardi, io ritengo, sono certo anzi, che qualcosa deve muoversi, perché le province non possono essere lasciate così, abbandonate. La provincia ha un ruolo di collegamento, svolge un ruolo importantissimo di collegamento tra l'ente comune e la regione e lo Stato. Ha competenze che non sono del comune, ha competenze che non sono della regione, ma sono proprie. Allora io auguro e auspico che si possa arrivare prima o poi, ecco, alle elezioni dirette o elezioni indirette, purché si abbia un governo delle stesse, atteso che le province, ripeto, rivestono un ruolo amministrativo e politico importante in tutto il territorio. Penso alle strade provinciali in uno stato di abbandono assoluto. Penso alle scuole per la stessa problematica, ma mentre ecco, per le strade il pericolo è evidente, si può interrompere e quant'altro, per le scuole è ancora più grave, perché immaginarsi una disgrazia mentre all'interno delle scuole ci sono i ragazzi. Messina verso il ritorno alle urne. A marzo dimissioni di De Luca, al voto il 24 o 31 maggio. I particolari nel servizio. Si è concluso ancora una volta con un nulla di fatto il Consiglio Comunale di Messina, che ieri doveva decidere sul cambio di passo chiesto dal sindaco Cateno De Luca. Dopo ben 7 ore di dibattito in aula, la votazione non è arrivata. Questa volta la decisione di rinviare il voto è stata una strategia condivisa da quasi tutti, sindaco compreso. Una strada intrapresa quando è emerso che il primo cittadino non avrebbe avuto i numeri, condizione che De Luca ha posto come necessaria per proseguire l'esperienza amministrativa e non andare ad elezioni anticipate. Il sindaco ha aperto ad alcune delle richieste avanzate dai consiglieri comunali, dichiarandosi disponibile a rivedere in parte il suo cambio di passo. Nonostante questo però l'Aula non è riuscita a trovare una via d'uscita e la partita resta aperta. Molti gruppi si sono hanno sentito più che altro l'esigenza di manifestare la disponibilità a lavorare sui temi, sugli atti amministrativi che lui ha posto. Chiaramente il suo indirizzo mette in difficoltà un po' tutti, noi compresi, perché è chiaro che siamo qui chiamati a gestire la cosa pubblica e siamo anche pronti ad entrare nel merito dei provvedimenti. Cioè è una sfida vincente quella che ci pone il sindaco, però mette in difficoltà la situazione e anche l'alternativa al voto, cioè la dimissione del sindaco, che fa capire chiaramente che è un tema politico quello che viene affrontato oggi. Sicuramente noi non possiamo accettare una presa di posizione politica, però l'assetto interno del Consiglio ha dato dei chiari segnali che probabilmente lunedì ci potrebbero essere anche delle nuove aperture. Questa sera abbiamo assistito, secondo me, a un buon dibattito che però ci porta a una conclusione. Molte posizioni sono simili, molte posizioni sono state ricondotte a un senso di grande responsabilità, per cui mi pare che stiamo discutendo adesso sulle linee di principio, su punti di principio, perché il sindaco nell'intervento finale dice ok, tiro fuori questo che non vi va bene, tiro fuori quest'altro regolamento che non va bene e quindi c'è una disponibilità. Deve individuare nell'ambito di quella maggioranza che lo ha sostenuto sino adesso le ulteriori convergenze. Ritengo che i capigruppo abbiano fatto bene a dare questo senso di responsabilità e di rinviare per modificare un documento che comunque dovrà essere sottoposto al voto d'aula. Io preciso che, per come detto in dichiarazione nel mio intervento, non parteciperò a questo voto perché ritengo che questo veramente documento sia stato votato e sia diventato una questione di principio. Se si torna al voto lo vuole Cateno De Luca, non lo vuole il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale riconosce il suo diritto di amministrare la città, così come ha fatto in questo anno e mezzo. Allora, se lui ha fini politici personali o vuole stravincere o vuole dimostrare che una certa dose di supponenza e anche, fatemi dire, un po' di arroganza istituzionale, di tornare al voto per stravincere alle urne, io gli faccio soltanto l'in bocca al lupo, ma chiaramente c'è una dignità di questo Consiglio che va rispettato. Questo Consiglio ha fatto votare 675 delibere in un anno e mezzo. Adesso c'è la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto.
L'assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano stila un bilancio dei risultati raggiunti nel 2019 e traccia gli obiettivi del 2020. Vediamo. Ho letto un poco di numeri per ricordare le cose che già abbiamo fatto nel 2019, le cose che abbiamo cominciato e che devono essere definite nel 2020 e le cose che dobbiamo cominciare e che se no. Parliamo di dati oggettivi, così non possiamo essere smentiti. Questo assessorato nel 2019 ha finanziato 1.289 imprese e ha speso quasi 150 milioni di euro e nel 2020 si impegna a finanziare non meno di 1.000 imprese. Sono dati che permettono di alimentare un'economia nuova, progetti nativi, un'economia virtuosa che crea posti di lavoro. Quali sono le cose strategiche che dobbiamo realizzare nel corso del prossimo anno? Dobbiamo continuare a finanziare le imprese artigiane, come abbiamo fatto con la CRIAS, 3.425 imprese finanziate. Dobbiamo fare la legge del commercio, è una legge di riforma essenziale. Nel 1999 è stata fatta l'ultima legge. Quando si faceva questa legge nel mondo nasceva un colosso dell'e-commerce, Alibaba, e noi ancora andavamo dietro la carta bollata e la raccomandata con ricevuta di ritorno. Quindi la legge del commercio, continuare a spendere i fondi comunitari, fare partire i distretti produttivi e continuare a finanziare le imprese artigiane. Io credo che su questo nel nuovo anno certamente raggiungeremo gli obiettivi. Non ultimo, tra le cose che abbiamo cominciato e che devono vedere la luce nel 2020, vi voglio parlare delle ZES, le zone economiche speciali. Il 2020 deve essere l'anno delle ZES, perché se le ZES vengono riconosciute, le aree industriali siciliane avranno di nuovo vigore e avranno di nuovo una prospettiva di crescita. Domani appuntamento a Naro con il docente universitario Antonello Pezzini alle 17:30. All'interno della sala consiliare il sindaco Maria Grazia Brandara ha voluto creare un focus su alimentazione sostenibile, dieta mediterranea e sviluppo agricolo. Modera Margherita Trupiano. La Coppa Italia di Eccellenza è stata vinta dal Giarre, sconfitta ai rigori la San Cataldese. C'è il servizio. Chi vince esulta, chi perde spiega, gara secca, nessuna replica, nessuna rivincita sarà concessa agli sconfitti, perché le finali saranno anche sconsigliate ai deboli di cuore, ma chi ama il calcio non può prescindere, non può esimersi dal vivere e raccontare con passione partite come queste che ci regalano la reale dimensione del calcio regionale che desideriamo e che auspichiamo ogni weekend nei campi di Serie D, eccellenza e promozione. Gentili video ascoltatori, buon pomeriggio dallo stadio Giovanni Bruccoleri di Favara, un cordiale saluto da Francesco Casicci. Siamo giunti all'atto finale della 29esima Coppa Italia di Eccellenza Memorial Gianfranco Provenzano, la partita che può tracciare sicuramente un solco considerevole sulla stagione di San Cataldese Giarre, giunti a Favara per contendersi l'ambito trofeo regionale e la possibilità di accedere magari appunto alla finale nazionale, alle fasi nazionali che regaleranno tra l'altro tra 3 mesi esatti, mercoledì 22 aprile al Gino Bozzi di Firenze, il grande salto nel massimo campionato dilettantistico, la Serie D. Si va anche in prospettiva probabilmente dei tiri di rigore. Esce Peppe Viglianisi. Peppe Viglianisi, una soluzione che potrebbe anche lasciare qualche sorpresa. Giuseppe Viglianisi. E attenzione, perché c'è il cambio. Colonna, entra Vincenzo Colonna al posto di Gabriele Barbagallo. Sarà Vincenzo Colonna probabilmente l'artefice di questa, nel bene e nel male. Mondino come juniores, attacca, attenzione alla San Cataldese con questa palla che viene presa ai limiti, probabilmente il fischietto in bocca, il fischio che decreta lo 0-0 tra San Cataldese e Giarre. Significa che serviranno 5 tiri di rigore per parte per decretare la vincitrice di questa Coppa Italia. Al Fresina alla Sant'Agata, mentre sta per arrivare il momento dei rigori. Il primo a battere sarà Corrado Montalbano.
Ed è la trasformazione impeccabile per il numero 8, il numero 9, 14 gol in campionato, 3 in Coppa Italia, non può essere altrimenti. Simone Abate, ed è un gol, è salvo tosto. Ed è una conclusione perfetta quella di Tosto, che stavolta sceglie la destra di colonna. Mattia Leotta sarà lui, è lui il secondo rigorista prescelto da Saverio Rapisarda. Mattia Leotta calcia impeccabilmente anche lui, ed è il momento di Fabio Calabrese. San Cataldese Doc, parte Calabrese, la rincorsa, il tiro e la parata di Vincenzo Colonna, che sceglie il lato ed indovina la traiettoria del pallone. Superlativa parata di Vincenzo Colonna. È il momento di Salvo Maimone, anche lui ex di turno. Maimone, ed è un rigore calciato, direi impeccabilmente anche questo. Ha scelto il 7, mi ricorda quasi Daniele De Rossi. Bacia il pallone Fabio Campanaro contro Vincenzo Colonna, parte Campanaro che non sbaglia, di Peppe Zappalà contro Gaetano Dolenti. Va Zappalà, sceglie il lato giusto, ancora alla destra di Dolenti che non può arrivare, e allora quinto calcio di rigore. Dolenti, il tiro, il gol, era Dolenti, Venia, era Dolenti rigorista. Il rigore che può decidere le sorti di questa finale di Coppa Italia. Salvo Cocimano, Gaetano Dolenti è il numero 10, il 10° calcio di rigore di una partita infinita. Parte Cocimano con il destro, gol! Ha vinto il Giarre e passa 5-4 dopo una estenuante lotteria dei tiri di rigore. Cocimano fa esplodere la tifoseria etnea occorsa al Bruccoleri. Giarre che quindi si impone dopo una bellissima finale ai calci di rigore. Onore, grande onore e merito per la San Cataldese. 16 anni dopo vince e quindi si aggiudica la 29esima Coppa Italia Memorial Gianfranco Provenzano e accederà di diritto alla 54esima edizione della Coppa Italia nazionale. Trasferta a Palermo del Canicattì sabato prossimo 25 gennaio per affrontare la Parmonval in caso di vittoria, in attesa della gara di domenica tra Pro Favara e Dattilo. I biancorossi riapriranno il campionato di eccellenza. C'è il servizio. Il Canicattì gioca d'anticipo, sarà infatti la sfida tra Parmonval e biancorosse allenati da Pippo Romano ad aprire il sipario sulla 19ª giornata del campionato di eccellenza Sicilia Girone A. Il match è in programma sabato 25 gennaio alle 15 allo stadio Franco Lo Monaco di Palermo, nella zona di Mondello, dove la Parmonval disputa le gare interne. Il Canicattì in caso di vittoria con la squadra palermitana, visto che tra la prima e la seconda della classe ci sono soltanto 3 punti di differenza, almeno per un giorno sarà capolista con lo stesso punteggio del Dattilo, in attesa della gara di domenica che vedrà i trapanesi di scena a Favara nella difficile sfida con i gialloblu allenati da Giovanni Falsone, e non è escluso infatti che domenica al Bruccoleri di Favara si possa registrare la presenza massiccia di sostenitori canicattinesi per assistere a quella che potrebbe essere la giornata della svolta per il campionato della società del presidente Angelo Licata. È chiaro che per far sognare i tifosi di fede biancorossa si deve pensare prima a vincere la partita con la Parmonval, che non è affatto facile, ma il tecnico Pippo Romano si è detto fiducioso, anche perché la squadra sta attraversando un buon momento e gli ultimi innesti con i rinforzi di Vito Lupo e Federico Matera hanno contribuito a rafforzare la rosa. Per la sfida con la Parmonval sicuramente non sarà schierato Walter Malluzzo, il giovane attaccante narese domenica scorsa è uscito malconcio alla fine del primo tempo della partita col CUS Palermo dopo aver rimediato una botta al ginocchio ed è attualmente in fase di recupero. Al suo posto Pippo Romano potrebbe far esordire il nuovo arrivato in casa Canicattì, l'attaccante italo-argentino Facundo Cascio, ex Melfi, arrivato la scorsa settimana in città. Un colpo messo a segno ancora una volta dall'energico direttore sportivo Alessandro Avarello, che anche in questa stagione ha dimostrato di avere ottime qualità come talent scout. Il Canicattì è trascinato dalla coppia del gol Matera-Angelo Caronia, che sono andati a segno finora, il primo per 6 volte e il secondo per 5, mentre è nella scia dei capocannonieri il giovane Giuseppe Iezzi, apparso in ombra la scorsa domenica dopo aver saltato la gara in trasferta con lo Sporting Vallone per scontare la giornata di squalifica che aveva rimediato dopo l'espulsione nel match col Pro Favara.
gara. Iezzi ha finora contato 8 reti ed è un giocatore dalle ottime qualità. Sotto la guida sapiente del tecnico sta crescendo di settimana in settimana, così come ha dimostrato di essere un ottimo difensore Giuseppe Tedesco, uno dei più forti della categoria in Sicilia, che potrebbe benissimo giocare in campionati di categoria superiore all'eccellenza. Ieri la squadra si è allenata con doppia seduta allo stadio Saraceno di Ravanusa. Dopo gli esercizi di scarico, il tecnico romano ha iniziato ad impartire lezioni di tattica che serviranno a studiare a tavolino le qualità dell'avversario e neutralizzare i punti di forza della squadra palermitana. Il calcio visto da Pippo Romano è soprattutto questo: analizzare i video delle partite precedenti della formazione da affrontare e stabilire la migliore strategia di gioco con gli uomini da schierare in base alle necessità riscontrate. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.